Una buona notizia arriva sul fronte del comparto agricolo in Sicilia. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole Marco Centinaio, ha finanziato per 40 milioni 3 interventi sulla rete idrica della Sicilia occidentale. Un provvedimento che ridistribuisce nel territorio siciliano i finanziamenti già stanziati dal CIPE tra il 2002 e il 2012 e che saranno messi in circuito nell'isola occidentale tra le province di Palermo, Trapani ed Agrigento. Ci saranno nuovi canali di irrigazione fra le province siciliane, in particolare Agrigento, Trapani e Palermo. È un risultato importante perché saremo in grado di portare un deciso ammodernamento delle reti di distribuzione irrigua in diverse zone del nostro territorio, dichiara il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia occidentale Carlo Turricciano, ed in questo modo abbiamo evitato che il finanziamento risalente agli anni passati venisse perso. I fondi saranno usati per rendere più moderne le reti idriche nella zona occidentale della Sicilia, con altri lotti nel sistema di sollevamento e la realizzazione di un migliore servizio di irrigazione. Con la realizzazione di questi interventi si compie un passo avanti decisivo e si apre una nuova fase operativa che consentirà al Consorzio di svolgere una gestione del servizio più efficiente che garantisca il miglior sistema possibile al comparto agricolo del territorio della Sicilia.